24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Da buttafuori nelle discoteche della Riviera Genovese a vicepresidente di Fincantieri, da autista del ministro della Giustizia Biondi a sottosegretario alla semplificazione normativa nel governo Berlusconi. Una carriera tutta in ascesa, quella che dagli anni 90 ha portato Francesco Belsito nelle alte sfere della politica italiana, inizialmente con il PDL, poi con il Carroccio, prima che le cronache lo consacrassero come il tesoriere arraffatore della Lega Nord, accusato di aver drenato soldi dei rimborsi elettorali per esigenze personali di familiari del leader del partito, come il figlio di Bossi. Pranzi, cene, viaggi, alberghi, ristrutturazioni di ville. Un'inchiesta di grandi proporzioni, quella che vede a indagare con l'ipotesi di riciclaggio, truffa e appropriazione indebita ai danni dello Stato le 3 procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria. Una bomba che centra in pieno il famoso cerchio magico di Umberto Bossi e semina disorientamento nel partito già disgregato dalle correnti interne. Maroni tende a smarcarsi, facciamo pulizia, dice, dello stesso avviso Tosi. Bene le dimissioni di Belsito, ma su Bossi dice metterei la mano sul fuoco. Una situazione raccapricciante che è un'agonia, la descrive il governatore veneto Luca Zaia. Intanto sono almeno 5 i veneti coinvolti nell'inchiesta che ha fatto partire perquisizioni anche tra Venezia, Padova e Treviso. Torna per il secondo anno consecutivo la settimana veronese della finanza. In un momento storico particolare dove la crisi economica ha messo in difficoltà imprese e famiglie, è fondamentale interrogarsi su come sia possibile intraprendere un percorso di riavvicinamento tra le esigenze del territorio e le politiche di sviluppo delle grandi istituzioni veronesi e venete. Proprio in quest'ottica si pone la settimana veronese della finanza, presentata questa mattina in provincia dall'assessore al bilancio Stefano Marcolini, affiancato da Germano Zanini, presidente di Finval, Luca Castagnetti, presidente Compagnia Opere Verona, e Giovanni Grazioli, responsabile comunicazione di Cattolica Assicurazioni. Tra gli appuntamenti in programma presso la Just di Grezzana, lunedì 12 aprile alle 20.45 l'incontro con il Banco Popolare, mentre il 16 e il 23 aprile, sempre alle 20.45, sarà il turno di Cattolica e della Finval. Io credo, come ho detto prima, che questa sinergia è importantissima in questo momento di crisi. Bisogna assolutamente che il mondo finanziario collabori con le imprese e con le famiglie affinché possano avere quelle risorse per rilanciare la nostra economia. Una soluzione, per quanto molto sofferta, si prospetta per gli operatori della pesca del Veneto, in particolare per le imprese prevalentemente a conduzione familiare del segmento piccolo strascico costiero. L'assessore regionale alla pesca Franco Manzato, infatti, a seguito degli incontri da lui promossi con il ministro Mario Catania e delle verifiche compiute dai competenti uffici regionali con la Direzione Generale della Pesca, è riuscito a dare avvio alle necessarie procedure volte all'emanazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di uno specifico bando straordinario di arresto definitivo, a beneficio delle imprese venete dedito al piccolo strascico. Si tratta in concreto di una misura che prevede un premio per la demolizione delle imbarcazioni da pesca, il cui ammontare è fissato da una tabella del programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca approvato dalla Commissione Europea nel 2007. Sciogliere Equitalia perché la riscossione non può essere uno strumento di tortura per i contribuenti. La SPA di recupero crediti che agisce nei confronti dello Stato con le sue cartelle esattoriali è diventata un incubo per milioni di italiani. Nel caso in cui la cartella non venisse pagata si muove pignorando qualsiasi cosa lei potesse trovare all'interno del soggetto stesso per cercare di recuperare quanto più possibile il credito riportato sulla cartella stessa. Insomma. Noi dobbiamo garantire qualsiasi cosa al nostro Stato quando il nostro Stato non garantisce nulla a noi. Questo è sostanzialmente il concetto. Io avanzo ad oggi 800.000 euro da lavori fatti da privati, eccetera, eccetera, eccetera. Come faccio io a pagare tutto quello che devo pagare? Punto di domanda. Allora, nel momento in cui che io sono tutelato sul mio lavoro, su quello che faccio e riesco a riscuotere i miei crediti, allora a quel punto lì io garantirò
tutto quello che devo garantire allo Stato. Fino ad allora, mi dispiace tanto, io credo che come me e come qualsiasi altra persona in Italia non si riesca a far fronte a questo problema. A chiedere lo scioglimento dell'agenzia è Federcontribuenti Veneto, con una raccolta firme davanti alla sede di Equitalia Padova per una legge di iniziativa popolare e un eventuale referendum, tutto per far sì che la riscossione sia effettuata non più da Equitalia ma dagli enti locali. Ed è necessario che siano i cittadini in primis a chiedere questa rivoluzione nel sistema di riscossione. Molto spesso ci troviamo di fronte a dei casi schizofrenici di cartelle esattoriali per le quali sono applicati degli interessi che arrivano anche al 300%. La situazione paradossale è che le imprese entrano in crisi non per debiti ma per crediti. Ricordare i caduti veneti della Prima Guerra Mondiale, costituire un archivio storico in gran parte inedito scaturito dalla collaborazione tra studiosi e famiglie, riscoprire e approfondire uno degli eventi che ha segnato per sempre il Veneto dello scorso millennio, mettere a disposizione delle giovani generazioni uno strumento moderno per conoscere e capire il proprio passato, costituire il più grande archivio italiano online sulla guerra del 15-18 per accompagnare il cammino verso il centenario della fine del conflitto. Sono questi i principali obiettivi dell'Archivio della Memoria sulla Grande Guerra, un'iniziativa realizzata dal Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto, con il contributo della Regione del Veneto, che è stata presentata a Palazzo Balbi dall'assessore Daniele Stival. Internet in Italia vale oro. Negli ultimi 3 anni le imprese attive sul web hanno registrato ricavi in crescita dell'1,2% ed un incremento delle vendite all'estero del 15%, tutti in particolare su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.